Ciao a tutti e ben ritrovati. Siamo sabato 18 ottobre, sono le 8:22, sono appena partito qui dal Turcio con la bellezza di -1 gradi, la prima temperatura negativa che trovo in escursione quest'anno. Sono qui per annunciarvi l'inizio della mia missione più difficile, chiamiamola così, di sicuro è la più lunga. I 31 km di questo tratto della via delle Prealpi che parte dal Turcio, va verso il Monte Corno, poi si unisce il Giro delle Maghe, poi passa dietro verso Cesuna e dopo si ricollega qui ai campi da golf di Asiago per finire il Turcio. Io lo farò però in senso anti-orario, cioè andrò prima verso Cesuna, diciamo. Sarebbero 31 km di escursione, quindi guardate intanto il foliage stupendo in questo periodo. Comunque le mappe indicano in 9 ore il tempo di percorrenza, quindi alle 8:22 alle 17:30 dovrei aver finito secondo appunto questo pronostico. Ecco, vedete qui all'altezza dei campi da golf c'è l'indicazione, la via delle Prealpi C6. In sovrimpressione vi metto anche il punto esatto dove mi trovo e ogni tot farò così in modo da farvi capire anche un po' la zona in cui sto girando i video. Siamo arrivati in questo slargo, vedete qui ci sono varie indicazioni per i cimiteri inglesi. La nostra via delle Prealpi invece prosegue in discesa. Intanto vedete la chiesetta di San Sisto, appunto con l'indicazione coerente con il luogo. Intanto vedete il sentierino qui che sale dietro la chiesetta, arriva direttamente all'ospedale di Asiago. Chiesetta di San Sisto, che ho letto nell'indicazione qua dietro essere la tappa principale della grande erogazione qui ad Asiago. L'avevo già sentito nominare frequentando un po' la zona di Asiago nel corso degli anni. L'ospedale. Guardate che bellezza, si è aperta adesso uscendo dal bosco. Appunto, come abbiamo detto, qui davanti all'ospedale, Montefiorme, Lete, Monte Ongara, bellissimo. Ho il primo sole di giornata a scaldare un attimo queste mani infreddolite. Ecco, da Contraave e dagli scogli delle foreste del Barental adesso muoviamo in direzione Caberlaba. Indicazioni, siamo entrati nella strada del Poslen, siamo un po' risaliti di quota. Guardate che carina la grafica qui. Guardate che panoramone con Asiago qui in primo piano e poi andando verso ovest vedete fino a Campo Rovere e poi la strada che porta verso il Passo Vesena. Anche l'ossario di Asiago adesso è comparso sopra gli alberi.
Primi 5 km scattati proprio qui, l'intersezione tra via Morare e Poslen, proprio sul Caberlab. 5 km. Vedete tutto il versante Caberlab, piste annesse, hotel, tanti ristoranti che avevo solo sentito nominare, a cui finalmente ho dato una collocazione geografica. Ecco, dopo questa prima salita seria della via delle Prealpi, prosegue qui giù verso una cava di marmo. Comunque non vi ho ancora raccontato a grandissime linee questa via delle Prealpi. Innanzitutto non è solamente questo anello che sto facendo oggi di 31 km, bensì è una via molto più ampia che parte dai monti sul lago di Garda, attraverso le piccole Dolomiti, l'altopiano dei 7 comuni, prosegue per le Prealpi trevigiane e arriva fino in Cansiglio. Praticamente è stata istituita per attraversare, diciamo, le zone più martoriate della Grande Guerra. Ecco, quindi diciamo che è un tributo ai caduti e alle sofferenze e alle atrocità della guerra. Appunto attraversa il Veneto fino ai margini del Friuli. Qua dentro c'è la cava, appunto, aggirata adesso con questo sentiero. Roncalto. Una breve panoramica, appunto qui c'è la valle che va su a Passo Vezena, Monte Varena che spunta, l'istituto di mezza selva, il Monte Aereo, in quell'area senza alberi. Attenzione, svolta a sinistra, verso il rifugio Boscone, cimitero omonimo, vedete prime indicazioni per rifugio alpino. Come vedete, dato il rifugio Boscone, se no proseguiamo da questa parte. Ecco, siamo entrati anche sul fronte di Vaia, ricorderete il video sul Monte Lemerle con mio fratello l'inverno scorso. Didascalie, adesso vi mostro questo piccolo spazio di tranquillità. Arrivato a 13 km e mezzo, vedete indicazione di rifugio bar alpino. Qui più nello specifico Malga Cariola, ex comando italiano, Monte Paolo zona sud. Quindi ormai siamo prossimi a collegarci al Giro delle Maghe. Sono a 15 km e mezzo, ossia a metà precisa della via delle Prealpi. Sono trascorse 3 ore e 30, sono le 11:55. Ecco qui, ai 16 km e mezzo entro in terra familiare, entro nel Giro delle Maghe di Caltrano. Vedo indicazioni nuove.
qui sul bivio che può salire verso la strada del Costo. Ecco immancabile deviazione verso Bocchetta Paù, il suo monumento. Viene definito Capitello della Madonna dei Crauti perché è stato eretto da Zuccato, titolare delle attività Zuccato, quindi ha preso il nome curioso di Capitello della Madonna dei Crauti. Sì, diciamo che questo è un santuario, un monumento eretto come tributo che il signor Zuccato ha voluto offrire per essersi salvato da uno scampato pericolo. Ho letto, non so che pericolo fosse realmente, di che tipologia, però fatto sta che appunto come ringraziamento ho voluto erigere questo monumento. Adesso io proseguirò, tornerò nel Giro delle Maghe e poi su in salita. Ai 20 km e mezzo, pausa pranzo volante, diciamo, paninetto e via verso il Giro delle Maghe lato sud. Ai 21 km raggiungiamo il punto qui che tra l'altro nel video che sto modificando e pubblicherò domani era posizionato un punto ristoro durante la marcia delle Maghe di Caltrano. Vasca di Sugno, sì. Fugio Posta del Favaro, un'ora, non l'avevo mai vista, probabilmente per disattenzione mia. Intanto vi mostro anche in sovrimpressione la mappa a quel punto nella cartina dove siamo in questo momento. Mi ero più ricordato di farlo nel frattempo e vabbè, mi sono ricordato adesso ai 21 km. Guardate quanti artisti del vento ci sono in cielo contemporaneamente. Qui sempre il solito panorama assurdo. Ecco, salutiamo il Giro delle Maghe. Qui siamo proprio nel bivio dove inizia o finisce. Adesso proseguiamo verso il casello del Guardia. 27 km e 700 metri, 6 ore e 36 in cammino. Però comunque devo ammettere che me la sto prendendo molto comoda, sia perché abbiamo organizzato io, mia madre e mio fratello di trovarci al Turcio per il mio grande ritorno. Pensavo fosse più tardi, tipo ora di cena, invece sono le 15 spaccate, 33.000 passi e sono abbondantemente in anticipo sulla tabella di marcia. Boh, dopo vedrò una volta arrivato alla macchina cosa fare intanto. Ecco dinanzi a noi Malgamasse Superiori e il casello del Guardia. Una delle ultime tappe prima di tuffarsi nella valle Granezza di Gaglio.
Sono le 16 in questo momento, mi sono perso nelle letture di tutto ciò che era rappresentato qui dentro, escursioni, descrizioni di piante locali, erbe, di tutto. Adesso appunto riprendo il cammino e miracolosamente il tempo sembra schiarire. Vediamo se quest'ultimo tratto di strada riesco a farlo con un po' di sole finalmente. Guardate che belle ste case, panorama pazzesco verso sud, il monumento del Milite ignoto su cui non passerò sotto, e invece troppa la tentazione di mettere piede qui dopo quasi un anno dall'ultima volta. Ancora pochi passi e mi appresterò a tuffarmi nell'ultima tappa di oggi, la Valle Granezza di Gaglio, nonché, come ricorderanno i primi iscritti, sede delle mie primissime escursioni. Più passo e più la fisionomia del territorio mi sembra sempre più diversa da quel lontano 2021 in cui venni la prima volta. Ma vedete la casara su cui mi sono seduto sopra quella volta con la neve. Adesso è la parte più scura di tutta la via delle Prealpi, agli albori del tramonto e in mezzo alla foresta. Miei cari, ormai mi avete accompagnato fino a fine via delle Prealpi. Ormai siamo alla fine perché qui sotto c'è la centrale a biomasse che riscalda Asiago e i limitrofi. In cima ci sono le antenne di Cima Ecar e la mia macchina è veramente poco più avanti di qua. Ecco qua, arrivato. Non dico neanche finalmente perché non mi è neanche dispiaciuta come escursione, anzi, e non sono neanche poi così stanco come pensavo. Ecco qui, dicevo, alle ultimissime luci del giorno, precisamente alle 18:12. Io vi saluto perché l'escursione è a termine, un'escursione da 37,9 km, assolutamente a sorpresa, visti i 31 che c'era scritto nelle mappe. Non so da dove siano saltati fuori questi 7 km in più. Escursione stupenda. Peccato per il tempo che non ha proprio agevolato dei bellissimi video, comunque bellissimi panorami, e vabbè. Adesso aspetterò qua a vedere se arriveranno mia madre e mio fratello, che dovevano aspettare me, invece è il contrario. Vabbè, ma non importa, anche perché è difficile mettersi d'accordo, non sapendo bene a che punto ero. Quindi niente, quindi aspetto che arrivino e ve li faccio vedere. Giuro nemmeno il tempo di fare il video e di spegnere appunto la clip e sono arrivati. Ecco, adesso il video può veramente aver fine, è arrivato anche Davide. Sì, pensiamo anche noi, solo per la parte finale. È arrivata anche nostra madre qua appunto insieme. Ecco, dopo 37 km, non 31, ci siamo ricongiunti e noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima escursione.